Stamattina in prima commissione consigliare sono stati auditi i sindacati del settore trasporto e Legambiente. Quali sono le considerazioni emerse? Quali sono le loro richieste? Sì, questa audizione è stata fatta un po' in extremis rispetto alla fase ormai di chiusura del bilancio, anche se le richieste non hanno ancora trovato risposta. In particolare ci sono le necessità di incrementare le risorse per il settore ferroviario per dare completezza al sistema dell'orario cadenzato con almeno 15 milioni di euro. Poi ci sono ulteriori richieste del trasporto pubblico su gomma con 10 milioni di euro per dare risorsa agli incrementi che si sono verificati già lo scorso anno nelle gestioni e che oggi hanno bisogno di essere coperti. Da parte di Legambiente la necessità di incrementare ulteriormente le fasce a domanda debole nelle aree appunto del territorio veneto con integrazione dei trasporti e gli investimenti sul sistema ferroviario metropolitano che è ancora da completare nella prima fase e tutta da iniziare la seconda e terza fase. Su questa base le nostre richieste sono quelle di investire 20 milioni all'anno per 3 anni per cominciare a completare almeno la seconda fase.